Corner dalla destra per il Mazzarrone, occhio, palla respinta da De Mudis, poi non c'è calcio di rigore, poi intervento di Canelion, senza indugi. Il direttore di gara ha indicato il dischetto portante del match, va il 10 e la palla in rete, il vantaggio del Mazzarrone con il numero 10 Consendei, che riesce a trasformare il rigore concesso al terzo del secondo tempo. Mazzarrone 1, Sant'Antonio 0, Consendei dal dischetto, il vantaggio del Mazzarrone. E arriva in questo momento il triplice fischio arbitrale e game over a Pietro Anastasi di Mazzarrone. Mazzarrone batte l'Aisce Sant'Antonio 1-0 grazie alla rete al terzo minuto del secondo tempo di Consendei su calcio di rigore. Con questo risultato si salva il Mazzarone e retrocede, ahimè, in promozione dopo un anno di permanenza in eccellenza. La formazione biancazzurra sulla contesa pesa l'errore da dischetto alla fine del primo tempo, al 40esimo, da parte del capitano Salvotosto, che si è fatto respingere un calcio di rigore dal portiere Barbagallo. Risultato uno dei migliori in campo quest'oggi. È tutto dalla cabina commento qui da parte di Francesco Costanzo.